Si è svolto ieri ad Agrigento il quarto congresso della CISL Funzione Pubblica delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, quest'anno intitolato Insieme diamo voce al futuro per le persone con coraggio e responsabilità. Presenti tra gli altri, oltre a delegati e numerosi amministratori, dirigenti e manager delle aziende sanitarie provinciali di Agrigento e Enna, la segreteria generale della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia, il segretario regionale della CISL Funzione Pubblica Marco Corrao, il segretario generale della CISL Funzione Pubblica Sicilia Daniele Passanisi, cui sono state affidate le conclusioni dell'iniziativa. Le votazioni hanno portato al rinnovo del Consiglio generale, alla riconferma del segretario generale uscente Salvatore Panello e del componente della segreteria Maurizio Sturno, cui si aggiunge Giusi Dell'Utri, segretario territoriale di Caltanissetta. Grande soddisfazione ha espresso Panello anche per la riconferma da parte della segreteria uscente. Abbiamo riconfermato in buona parte della segreteria, oltre a me, confermato come segretario generale, comporranno la segreteria Maurizio Sturno del territorio di Enna e Giusi Dell'Utri del territorio di Caltanissetta, provenienti dal comparto della sanità pubblica e privata. Sono stati 4 anni impegnativi, ci siamo tolti davvero tante belle soddisfazioni, siamo cresciuti dal 2019 ad oggi tantissimo, il 17% di più di dato associativo, circa meno di 3.000, quasi 3.500 iscritti in meno di 4 anni e ciò è stato possibile solo grazie al continuo costante lavoro di presidio del territorio, di risposta ai bisogni dei cittadini, di proattività di tutti i dirigenti e quadri di questa organizzazione sindacale che hanno potuto vivere insieme ai lavoratori e risolvere le questioni che man mano si sono venute a creare in ogni singolo comparto. Ora abbiamo dinanzi a noi la sfida del rinnovo dell'RSU, siamo abbastanza carichi, abbiamo chiari gli obiettivi, siamo sicuri che con questa squadra faremo un ottimo risultato. Oggi abbiamo celebrato un bel congresso, un congresso in cui appunto si sono rimarcati i valori democratici della nostra organizzazione sindacale, abbiamo fatto il punto di quello che è stato lo straordinario lavoro fatto fino ad oggi per quanto riguarda appunto la Federazione della Funzione Pubblica, che è presente in modo capillare su tutti i 3 territori e in tutti i luoghi di lavoro. Una riconferma importante per il segretario generale Totò Parello, perché dà appunto la conferma del lavoro svolto in questi anni e siamo certi che continueremo nella sinergia e nella collaborazione con cui abbiamo lavorato in questi anni, perché la Federazione della Funzione Pubblica è un punto di riferimento importante per il territorio e anche all'interno della CISL Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Sì, la CISL Funzione Pubblica Sicilia è stata presente al secondo appuntamento della fase congressuale qui ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna. È un congresso molto partecipato che ha dimostrato una coesione forte del gruppo dirigente. I congressi di solito sono un momento di rigenerazione, anche questo territorio si è rigenerato con i suoi delegati e con il suo gruppo dirigente per affrontare le sfide future che ci dovranno vedere protagonisti già dal 2025. Tanti sono i risultati che abbiamo ottenuto non solo in questa terra ma in tutta la Sicilia. Una su tutte è la stabilizzazione dei precari storici avvenuta entro il 31/12 del 2024. Abbiamo tanta carne al fuoco da affrontare, una su tutte sicuramente l'altra stabilizzazione, quella degli ASU, ma possiamo parlare delle problematiche degli enti locali, dei comuni quindi, della sanità con la rete ospedaliera che dovrà, come dire, ridisegnare l'assetto della sanità siciliana per poter garantire servizi di qualità ai cittadini. Noi come CISL Funzione Pubblica vogliamo essere presenti, vogliamo partecipare così come nel nostro stile attraverso la contrattazione, la presenza continua nei luoghi di lavoro e vogliamo farlo da attori protagonisti e non da semplici spettatori.